I sardi presentano le loro proposte curriculari e i nuovi servizi per il prossimo anno accademico. Ce li raccontano Gaia Rau e Simona De Sole. Le iscrizioni partiranno lunedì. La sfida: formare figure professionali coerenti con un mondo del lavoro in continua evoluzione. Con questo obiettivo nascono i 6 nuovi corsi di laurea inseriti dall'Università di Cagliari nell'offerta formativa per il prossimo anno accademico. Tecniche per l'edilizia e il territorio, ingegneria dell'energia elettrica per lo sviluppo sostenibile, ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, tecniche di laboratorio biomedico, storia dell'arte, archeologia. Guardate al futuro con ottimismo. Sì, assolutamente, perché è un periodo straordinario con finanziamenti e opportunità, basta saperle rincorrere e lavorare molto. La volontà è mettere al centro la figura dello studente, con una nuova figura, il Faculty Buddy, un collega più grande che aiuterà le matricole nel percorso di orientamento, e un aumento del servizio di sostegno psicologico per studenti e studentesse. La pandemia ha fatto disastri sotto questo aspetto e noi non possiamo ovviamente non fare la nostra parte. La stiamo facendo aumentando risorse per avere più consulenti. Rispetto all'anno appena concluso, resteranno invariati tasse e contributi, previste maggiori agevolazioni per gli iscritti diversamente abili.